Questo video è per quegli 9 pezzi e merda che hanno massacrato e ucciso a sprangate un ragazzo di 20 anni. Sentite qua. Sarebbero 9, secondo indiscrezioni ancora non confermate, i giovani iscritti nel registro degli indagati della Procura di Frosinone, un gruppo composto da italiani e stranieri che avrebbe partecipato all'aggressione mortale a Emanuele Morganti, 20 anni, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato ad Alatri. Si tratterebbe di 4 buttafuori del locale in cui si trovava il ragazzo e di 5 clienti, responsabili a vario titolo di omicidio, concorso in omicidio e rissa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato un cocktail preso per sbaglio da Emanuele Morganti sul bancone a far infuriare un ragazzo albanese che aveva appena ordinato un drink. Sono volate parole pesanti e a quel punto i buttafuori avrebbero portato Emanuele all'esterno. Lì, stando alle testimonianze, lo aspettava un branco inferocito. L'hanno fatto cadere, colpito a calci e pugni. Poi uno di loro ha infierito su Emanuele e con la volontà di uccidere l'ha colpito ripetutamente alla testa e alla nuca con un paletto di metallo, probabilmente di quelli che si trovano ai lati del parcheggio. Uomini sfaccim, ma io non mi faccio capace. Vi sentite uomini, 9 uomini e merda, che le siete? Ma perché sta gente sta ammizzando uno? Ma poi vi sentite tanto buffone, 9 e voi in gola a uno. Bello uomini sfaccim, che siete bravi. Ma solo una cosa, ma non vi facete schifo sul lavoro? Capo per che cosa? Per un cocktail. Ma che faccio in uscite a fare a casa? Ma rimanete a casa vostra se non lo riuscite a pariare, se non lo riuscite a sopportare l'alcol. Ma qualsiasi sia stata la causa, importunata a guaglione, perché si è pigliato un cocktail, vai a uccidere una persona. E che là di sporco bastardo figli di una puttana a fare pure branco. Merda! E poi dico tutta la gente attorno, ma uno strunzo che deve una mano, non c'è stai. Ammazzare un povero ragazzo di soli 20 anni che teneva tutta una vita annanzi. A dare calci, pugni, e non ti bastava ancora, pure a sprangere i fierri in capo. Ma a sfunnasse un culo in mamma vostra, così all'epoca non va cacava. Ma uno non può stare mai qui. Cioè uno ha da scendere con il fucile a pompa in da mutanda. Ma che sangue gli da moto c'ha tutto il cazzo. Mo albanesi, italiani, me ne passa po' cazzo. I pezzi e merda non hanno bandiera. Chi sticca non hanno manca in galera perché se no gli danno a mangiare a sordo nostra. Chi sticca ci volesse proprio consegnatela direttamente alla madre come fanno a Dubai. E poi sta a lei a scegliere se perdonarli o di fare talmente ammazzate e di fare tanti chili buboni che si toccano cicate e già la formazione ronapala. Che poi a livello che roba che non hanno chiamato il carro hanno chiamato direttamente la camera a munezza, sacchetto, non volesse manco che marcessero in galera. Perché mangiassero e bevessero stilla 3. Massimo erano la sola purga. Ma perché tutti gli scarpe che le sono rimaste in culo, a fuori di capo c'è in culo che si ammaratassano. Se la pensate come me, condividete sto video. Diamo voce a questa faccenda, così magari arriva a chi li figli di puttana. O a qualcuno che magari fa finta di non sentire. Perché anche voi omertosi siete a causa di tutte queste cose. Il DJ ha detto che a un certo punto il locale intero si era svuotato. E la maggior parte di tutta quella gente là dentro erano parte del branco. Ma ci rendiamo conto? Ma che cazzo aveva fatto sto guaglione? Ma senza un motivo e una ferocia che mi fa rimanere sconvolto perché penso e se c'eravamo noi nella sua situazione. Questo mertosi del cazzo che non parlano. Si dovrebbe fare come fanno in Brasile, che se sono pigliati tutti quanti accappati a mocca voglio presi e nascessero un uomo. Perché questa gente deve pagare. E questa merda sa che viene tutelata perché c'è gente di merda che si caga sotto e ha paura di dire la verità. Fatelo per quella povera anima innocente di Emanuele. Un abbraccio di solidarietà alla famiglia. E pure a te, Emanuele. E a voi, pizzi e merda, e a tutti quelli che fanno violenza. Non spero che morite, perché sennò forniti soffrì. Ma da campa 100 anni e marcire dietro le sbarre. Ma che sti sbarre?